ragione tu, dovevo ascoltarti, dovevo fidarmi di più. A volte la testa... Cari amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio e questa sera andiamo a Selva del Montello. Siamo in compagnia del nostro caro amico Francesco Mussato, che è il presidente dell'associazione Gruppo Giovanile Selva, e siamo alla festa della Santa Croce. Si riparte alla grande dopo una edizione ristretta, quest'anno edizione alla grande. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto 4 giorni all'aperto, è andata bene, e da quest'anno siamo ripartiti alla grande col capannone, orchestre eccetera eccetera. E niente, noi ogni sera abbiamo piatti speciali e il nostro piatto speciale che va alla grande sarebbero le costate, che in 3 serate riusciamo ad arrivare fino a 1000-1200 costate. Per il gioco dell'amore, le peccate con le mie mi sembrano già buone. Sì, dobbiamo sempre ringraziare i partecipanti per fare la sagra, perché senza i ragazzi e tutte le persone per costruire tutto quello che abbiamo non si farebbe niente. E tutto è volontariato, non c'è nulla, nessuno viene pagato di nulla, e più siamo sempre meglio è. E poi ti rovini, ma poi ci sorride e torniamo bambini. Ma sì, avevi ragione. Sono stati 2 anni duri, siamo riusciti a superarli, siamo quasi tornati alla normalità. Questa sera è una serata di ritorno alla normalità dopo 2 anni anche per la sagra di Selva. Noi siamo stati anche a un'altra sagra della patata di Santa Maria del Volpago del Montello, e stiamo tornando pian pianino alla normalità. Questa sera c'è il pienone anche qui, vuol dire che anche la gente si sta dimenticando delle brutte cose e si ritorna anche a far festa. Per il gioco dell'amore, le peccate con le mie mi sembrano già buone. Sì, la sagra dura fino a domenica 18 e i piatti ci sono, c'è sempre la grigliata e poi abbiamo gli schios, sì, le lumache che noi li chiamiamo schios, poi abbiamo il pollo, abbiamo tanti altri piatti, che il coniglio che del nostro territorio qua va alla grande anche quello, e basta. E le sere passate abbiamo fatto tagliata, abbiamo fatto paella eccetera eccetera. Le tue carte con le mie sono più che buone. Fiori, quadri, cuori, tieni sempre. Sì, abbiamo una bellissima pesca con ricchi premi, abbiamo un chiosco per le birre speciali e tanta musica, sia per giovani che musica giovanile e per liscio. E volevo ringraziare tutti i nostri sponsor, perché sono tanti e anche molto disponibili. E poi ti rovini, ma poi ci sorride e torniamo bambini. Ma sì. Noi qui a Volpago abbiamo un centinaio di associazioni, sono tutte associazioni iscritte al nostro albo, praticamente dell'associazione culturale che abbiamo, che seguiamo, e cerchiamo di dare una mano a tutti, cerchiamo anche di partecipare, perché per noi come amministratori l'importante è il contatto sia con la gente e anche con le associazioni. Apri la tua mano e ci leggerà il mio nome, portami lontano dove il sole sa di sale, cerca nelle tasche qualche spicciolo. Devo solo dire grazie, perché ci danno un gran sostegno a questo gruppo, insomma, sia da parte dell'amministrazione comunale, dagli assessori e dal vice sindaco e dal sindaco. Li ringrazio sinceramente. Qualche spicciolo di me. Il nostro gruppo è aperto a tutti, chiunque volesse venire a partecipare alla sagra, a darti una mano è sempre ben accetto.
prima di andare a mangiare qualcosa, appuntamento ai telespettatori per i prossimi giorni. Sicuramente abbiamo quasi tutte le serate impegnate tra vari piatti speciali a tema e anche serate danzanti con orchestre, oppure Radio Peter Pan sarà, speriamo, un evento con molta gente, noi ci speriamo. Quindi fino a giovani, per attirare giovani. Quindi fino a quando è aperta la sagra? La sagra chiuderà domenica 18 settembre e ci sarà anche lo spettacolo pirotecnico. E quindi invitiamo tutti i telespettatori a venirci a trovare qui a Selva Montello, Sagra della Santa Croce. Sagra della Santa Croce.